Giorni difficili per la nostra economia, per tutto il Paese, ma anche per il nostro territorio. I nostri artigiani sono in grande difficoltà per il fermo lavorativo. Il decreto Cura Italia è un passo importante, ma non soddisfa le esigenze della categoria. Pertanto la CNA chiede maggiori risorse per tutto il settore, anche dalla regione siciliana, e anche per le misure economiche come la moratoria dei mutui e lo stanziamento di nuove risorse che immettano liquidità nel circuito creditizio e a cascata per le aziende siciliane, come afferma il segretario provinciale di Agrigento Claudio Spoto. Sono certamente giorni difficili, di grande difficoltà per tutto il Paese, ma anche per l'economia, per il tessuto produttivo del nostro territorio, già in grande affanno a prescindere da questa situazione, ma oggi ancora di più le nostre imprese, i nostri artigiani sono in grande difficoltà per via di questo blocco ormai quasi totale delle attività. Il decreto Cura Italia è certamente un primo passo, ma non soddisfa quelle che sono le esigenze di una platea così ampia. Importanti fondi, importanti risorse messe a disposizione, ma certamente non potranno proteggere e salvaguardare quelle che sono le attività, quelli che sono i danni davvero ingenti che questa epidemia sta producendo nei confronti delle nostre attività. Il bonus dei 600 euro certamente è davvero una gocciolina nel deserto, non può mortificare le imprese, certamente l'accogliamo, però noi come CNA ci siamo fatti già avanti nelle interlocuzioni con il governo per provare a trovare soluzioni diverse che possano dare ristoro ai nostri artigiani, alle nostre imprese che stanno davvero vivendo un momento difficile. Ci sono gli ammortizzatori sociali a disposizione, sia quelli di derivazione pubblica con la cassa integrazione in deroga, con il FIS, ma anche la nostra bilateralità, quella dell'artigianato. Noi abbiamo l'FSBA, il Fondo di Solidarietà bilaterale dell'artigianato, e in questi giorni stiamo davvero dando un grande servizio come CNA alle nostre imprese per poter accedere a questo fondo che contrariamente alla cassa integrazione in deroga dà la possibilità della copertura di 20 mesi, e questa è un'opportunità che si sta offrendo alle nostre imprese artigiane. Siamo in attesa che il governo regionale convochi le parti sociali per la firma del quadro del protocollo quadro a livello regionale per la cassa integrazione in deroga. Nelle prossime ore dovremmo avere l'esito appunto di questo incontro. Poi ci sono anche altre situazioni, altre priorità che servono: la liquidità, il credito, la moratoria, la sospensione, tutta una serie di adempimenti, tutta una serie di provvedimenti che vanno rafforzati per dare ovviamente respiro alle nostre imprese in questo momento di grande difficoltà. Quello che chiediamo è soprattutto la liquidità, e in questo senso noi ci siamo fatti avanti con il governo regionale, con l'assessore Armao. Abbiamo avuto un incontro in videoconferenza per avere garanzie sulla liquidità da immettere nel circuito per dare appunto respiro alle nostre imprese e ai nostri artigiani.